c'è un 5-10% della popolazione in Italia che ha il prolasso mitralico. Di questi, alcuni non sanno neanche di averlo perché molte volte non si presentano i sintomi nei casi più levi, e soprattutto se uno non va a fare un'ecografia al cuore non se ne accorgerà mai di averlo, e anche in questo caso se uno fa sport, fa questo tipo di esami, riesce a riscontrarlo. Se uno comunque fa una vita sedentaria e magari solo ogni tanto si accorge che ha un po' di fastidio al petto e gli manca il fiato quando fa le scale, può dar la colpa benissimo a altre cose senza rendersi conto che il problema potrebbe essere un altro. Così facendo, dopo aver parlato con loro, dopo aver capito le potenzialità che c'erano dietro tutto questo, abbiamo deciso di creare un progetto e il primo programma in Italia dedicato a persone che hanno il prolasso mitralico. Bentornati tutti voi a Campus Cast, un podcast, il podcast con forti accenti veneti e alte propensioni internazionali. Ricordate di seguirci, di cliccare sulla campanella in basso a destra sul vostro schermo e di diventare nostri followers. Il nostro podcast si propone la presentazione di carriere, esperienze, eventi e momenti fondamentali della vita di professionisti. In questo caso, oggi abbiamo con noi, appunto, presso i nostri studi di British School Bassano del Grappa, Gabriele Rossi. Ciao Gabri. Ciao Leo, grazie mille per l'invito e grazie di... Ben arrivato. Conosco, ed è una gran fortuna, Gabriele da diversi anni. Ho avuto modo di incontrarlo, saperlo appunto engaged in una serie di attività ed eventi di diversissimo tipo con noi è oggi per presentare quella che è una sua nuova esperienza generata da una situazione che mai si sarebbe pensato di dover affrontare, ma che a volte quando ci si trova di fronte a delle sfide si è in grado di dire bene, la considero un'occasione e la converto in qualcosa di utile, non soltanto per me, ma anche per chi come me sta affrontando sfide simili o esattamente uguali alla mia. Abbiamo appunto avuto modo di parlarci in maniera molto colloquiale un paio di mesi fa su quella che è appunto la tua svolta, la tua sliding door recente. Raccontaci un po' di te, raccontaci un po' del Gabriele, ma soprattutto del Gabriele da 6 mesi, un anno a questa parte. Ok, allora... Si rischierà di cadere, non scadere, si rischierà di cadere nel clinico anche in un certo senso, ma sappiamo che sai descrivere appunto la tua nuova impresa, la tua nuova venture, ok? Sì. In maniera molto narrativa e in maniera molto semplice. Quindi vai, scatenati. Sì, quello che ho passato io diciamo negli ultimi 9 anni alla fine, perché il problema è stato riscontrato nel 2016 per la prima volta e da lì in poi sono iniziate tutta una serie di visite per arrivare a quello che sono oggi. Partiamo col dire cos'è il mio problema. Io ho questo prolasso della valvola mitrale, si chiama, non è altro che una malformazione che c'è nella valvola del cuore. Quanto tempo ci hai impiegato a imparare a dirlo? È un po' sì, difficile. Dopo di visita in visita ho imparato come si scriveva, come si diceva, e adesso lo uso molto spesso. Come dicevamo, questo piccolo problema fisico della valvola in cui i due lembi non si chiudono bene sostanzialmente. Così facendo c'è un po' di rigurgito di sangue che va dentro e fuori. Questo porta ad avere dei piccoli scompensi cardiaci e principalmente si sente un senso di costrizione al petto, si sente un'ansia costante durante tutta la giornata, palpitazioni irregolari che non dovrebbero esserci, ma ci sono. E la cosa che viene spesso detta alle persone con questa patologia, anche se non è una vera e propria patologia cardiaca, ma con questa malformazione, è che non possono più fare sport. Perché tutto quello che è la parte degli sforzi potrebbe portare a peggiorare questa condizione qui. Peggiorare questa condizione qui significa arrivare a un intervento chirurgico per la sostituzione dell'intera valvola. E questo è la cosa che mi ha tenuto bloccato per più tempo, per cui nel momento in cui mi è stato riscontrato questo problema ho iniziato una serie di visite. Ogni 6 mesi facevo 3-4 visite private per capire bene di che entità si parlava, poiché all'inizio mi è stato subito parlato di intervento chirurgico e la cosa mi ha spaventato molto.
Stiamo parlando sempre del cuore. Stiamo parlando sempre del cuore, stiamo sì. parlando sempre del cuore. Ecco. Esattamente. Tutto nato perché in quel periodo facevo Thai box, volevo passare a fare dei combattimenti. Per questi combattimenti serviva una visita specifica. Facendo la visita hanno trovato un soffio che non avevo mai avuto prima. Per cui ho sempre fatto sport dai 7 anni in poi, sempre fatto visite mediche regolari, mai successo niente, mai riscontrato niente. A 26 anni mi trovo un soffio al cuore anomalo. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. E ti chiedo una pausa, come ti sei sentito in quel momento? E in quel momento, quando mi hanno parlato, quando mi hanno accennato il soffio al cuore, ancora dovevo realizzare che cos'era bene. Nel momento in cui è stato fatto il primo esame, che mi è stato detto di questa problematica e mi è stato detto che non avrei più potuto fare sport, a me è crollato il mondo addosso. Cioè, per una persona abituata a muoversi, a fare costantemente attività diverse, sentirsi dire non puoi più fare sforzi o devi accontentarti a fare qualche camminata, a 26 anni a me pesava molto. Immagino. Per me è stata una mattonata. Mi ricordo che sono tornato a casa, che avevo mia mamma là, sono scoppiato a piangere perché non capivo cosa stava succedendo. Sentivo parlare di operazione al cuore, cose totalmente nuove per me e inaspettate. Quanto è durato questo momento di smarrimento, questo periodo di smarrimento? In tutto stati 3 anni, perché per 3 anni sono stato completamente fermo da qualsiasi attività, continuando di 6 mesi in 6 mesi a fare esami su esami, per vedere se peggiorava, se cosa si poteva fare, se effettivamente era necessario l'intervento. E anche lì dottori diversi, pareri diversi, però non c'era uno che avesse una linea guida da seguire, che mi dicesse guarda che puoi fare questo, magari si cerca di modificare le modalità. Tutti conoscevano il problema, ma nessuno sapeva effettivamente come gestirlo. Tant'è che anche quando ho provato poi a iscrivermi in palestra, anche solo per fare, non so, tapis roulant, fare un minimo di cose, nemmeno lì mi accettavano perché serviva il certificato medico, serviva una persona che si prendesse la responsabilità di dirmi guarda che tu sei idoneo all'attività fisica, e nessuno voleva farlo. E poi? Poi il tutto è scattato quando a una visita con un medico di base della provincia mi ha detto, quando le ho portato tutti i miei esami mi serviva un'impegnativa per fare l'ennesima visita, la risposta che ho avuto è stata io non blocco il sistema sanitario nazionale perché tu vuoi tornare a fare sport. Questa cosa qui mi ha dato molto molto fastidio perché secondo me dire a un ragazzo giovane di non allenarsi è come precludergli un futuro migliore, un benessere, secondo me, perché io ho sempre visto l'attività fisica come un benessere, al di là poi dell'aspetto fisico, dei miglioramenti che uno può avere. Uno deve fare sport per stare bene con se stesso, per stare bene in generale. Tutto il resto successivamente arriva, quello non è un problema. Sentirmi dire così mi ha dato talmente tanto fastidio che ho iniziato a informarmi maggiormente su quello che era il mio problema vero e proprio, sul fatto se ci fossero altre modalità di agire, e ho cercato delle persone che la pensassero diversamente rispetto ai professionisti con cui avevo sempre avuto a che fare fin quel momento. E in periodo Covid, tramite internet, ho trovato un ragazzo che sul subito non voleva accettare le persone col mio problema, perché faceva tutt'altro tipo di allenamenti, faceva allenamenti a alta intensità, a poco tempo, e mi ha detto questa cosa te la sconsiglio per te. Ci siamo risentiti dopo qualche mese, lui ci aveva pensato nel frattempo e fa secondo me possiamo fare una cosa molto graduale, partendo da pesi molto leggeri, non facendo i classici allenamenti con tanta attività cardiaca, tanto cardio, adesso vanno di moda gli HIIT e quelle cose lì, quelle non dobbiamo neanche guardarle, cerchiamo di fare una cosa pian pianino progressiva con i pesi. Perché con i pesi? Perché con i pesi riusciamo a lavorare sul muscolo, però mantenendo il battito cardiaco più basso. Questo ci dà la possibilità di alzare man mano il peso rispetto a come ci sentiamo noi, e nel caso sentissi i battiti irregolari o il battito che si alza di troppo, mi fermo, faccio una pausa, aspetto che
che scenda un po' e poi riparto. Per controllare al meglio questa cosa qui, le cose che uso più spesso sono un braccialetto, in questo caso l'orologio che mi segna i battiti cardiaci, delle volte ho una fascia addominale quando faccio degli sforzi un po' più grossi, perché so che quella è un po' più precisa e mi permette di impostare un limite. Ad esempio ho impostato come limite i 150 battiti al minuto, che sono quelli che sono venuti fuori nell'ultima visita sportiva, che il medico mi ha detto teniamo questo, non che sia pericoloso arrivare sopra, però ha un limite giusto in cui so che sono dentro la soglia di pericolo. Per cui con questa fascia qui io so che nel momento in cui lo supero mi suona il braccialetto, rallento un attimo, mi fermo e poi riparto, così da non rischiare niente, perché tutto è in funzione di migliorare senza rischiare. E io non voglio peggiorare la mia situazione, assolutamente, non è che voglio fare sport a tutti i costi per poi un domani stare peggio. In un'area però che era stata rilevata come area di rischio precedentemente. Quello che tu mi stai raccontando e sto acquisendo proprio non soltanto le nozioni ma anche le sensazioni che tu mi trasmetti, è il fatto che tu sentendo, non semplicemente non accettando, ma sentendo che potevi dare di più, potevi fare di più, hai interpretato un limite che ti era stato posto, suggerito, chiamiamolo così, perché i dottori anche loro fanno il loro lavoro e cercano di tutelare anche il paziente in questo senso, ma lo hai interpretato come un qualcosa che poteva essere affrontato, accompagnato e superato. Quindi è stato dato, come dire, da parte tua l'intenzione, l'interpretazione di quello che ti si poneva di fronte come un qualcosa che doveva essere, con cui tu dovevi convivere o con cui tu stai tuttora convivendo, appunto, come non un nemico, ma un qualcosa che accompagni, un qualcosa che effettivamente ti dà il modo di dire lo capisco, ci convivo, lo supero e lo miglioro. Adesso tu mi stai dicendo si è, grazie a dei professionisti alternativi che però si è avuto modo di interagire, ecco, si è riusciti a trovare una guida, un ulteriore accompagnamento che non ti era stato reso disponibile in altre circostanze. La cosa che più interessa a me e a cui voglio arrivare è il fatto che tu sei riuscito a prendere ciò che ti era stato offerto e in termini individuali e espanderlo a quella che è una comunità, per quanto appunto caratteristica e specifica e molto, mi viene da dire, clinica in termini di dettaglio, ok? È cercando appunto di condividere, di espandere e di far coinvolgere, far trovare nuove vie a una comunità sanitaria, possiamo chiamarla in questo senso, di persone con situazioni e circostanze, criticità simili alla tua. Non è da tutti pensare che effettivamente ciò che mi fa sentire bene può far sentire bene tante altre persone. Questa idea del portare avanti per altri o di proporre e condividere con altri, come ti è venuta e come si sta sviluppando? Ottima domanda questa. Tutto è nato un po' prima di tutto per esigenza personale e successivamente, parlando con le persone che mi hanno aiutato, loro mi hanno detto: ma secondo te quanti Gabriele ci sono in Italia nella tua stessa situazione? Bellissimo approccio. Quello è stato la scintilla, diciamo, è nata da lì. Effettivamente da lì ho iniziato a fare delle ricerche un po' più precise. C'è un 5-10% della popolazione in Italia che ha il prolasso mitralico. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Chi più, chi meno. Immagino, chi più, chi meno, chi più lieve, chi più grave, però c'è circa un 10% della popolazione. Di questi alcuni non sanno neanche di averlo perché molte volte non si presentano i sintomi nei casi più levi e soprattutto se uno non va a fare un'ecografia al cuore non se ne accorgerà mai di averlo, e anche in questo caso se uno fa sport, fa questo tipo di esami, riesce a riscontrarlo. Se uno comunque fa una vita sedentaria e magari solo ogni tanto si accorge che ha un po' di fastidio al petto e gli manca il fiato quando fa le scale, può dar la colpa benissimo a altre cose senza rendersi conto che il problema potrebbe essere un altro. Così facendo, dopo aver parlato con loro, dopo aver capito le potenzialità che c'erano dietro tutto questo, abbiamo deciso di creare un progetto e il primo programma in Italia dedicato a persone
che hanno il prolasso mitralico. Per cui tutte persone che si sono trovate nella mia stessa situazione o che si trovano tuttora nella mia stessa situazione, a cui è stato detto di evitare di fare sport, di evitare di fare sforzi, a cui non è stato detto magari come alimentarsi nella maniera corretta, perché l'alimentazione influisce tantissimo a livello cardiaco e molte persone non se ne rendono conto. E da qui in poi abbiamo iniziato, il ragazzo, diciamo il personal trainer, mi gestisce un po' gli allenamenti, sono tutte cose che vado a testare prima su me stesso per vedere che sia tutto a posto, che siano fattibili per ogni persona. Poi logicamente di caso in caso vanno valutati con la persona stessa che andrà a far parte del percorso. Stessa cosa per quanto riguarda il piano alimentare, e da poco abbiamo aggiunto anche delle pratiche di yoga e di respirazione, perché la respirazione, soprattutto per i sintomi dati dal prolasso mitralico, che sono di base ansiosa il più delle volte, appunto ansia, tachicardia e quant'altro, sono quel rimedio che è immediato. Abbiamo diversi tipi di respirazione che facciamo vedere alle persone, che insegniamo alle persone, che possono usare la mattina appena svegli, la sera prima di andare a letto, e in caso di necessità durante la giornata ho un attacco d'ansia, basta che mi prendo i miei 2 minuti, riequilibrio il battito cardiaco e posso ricominciare a fare quello che facevo prima. Il benessere generato da tutto l'insieme è veramente molto. Io per primo ne ho trovato i risultati pazzeschi. E da un sollievo fisico immagino ne sia derivata anche un supporto emotivo non indifferente, perché il sapere appunto che ci sono tanti altri Gabriele in giro per non soltanto l'Italia ma il mondo in questo caso, ecco, ti dà l'idea del dire ecco guarda, nessuno ancora ci aveva pensato, ma quella che è un'esperienza cresciuta e guadagnata sul campo diventa un qualcosa di buono da poter condividere. Non è da tutti poterlo condividere, si tratta come di una pubblicazione alla fine. Quello che è il tuo canale Instagram, al momento sei attivo su altri social oltre? Instagram, TikTok e YouTube. Instagram, TikTok e YouTube, troverete appunto tutti quanti i riferimenti nella sinossi di questa puntata, con anche i contatti di Gabriele per poter eventualmente entrare in contatto con lui e fare domande, condividere esperienze e perché no anche sviluppare delle collaborazioni. Ciò che volevo chiederti è il tuo progetto in questo momento è sostanzialmente agli inizi. Stai sviluppando le tue esperienze, soprattutto autotestandole, perché non da tutti è poter dire io sono la cavia di me stesso quando si tratta di salute, però tu dici effettivamente l'idea è mia, me ne assumo la responsabilità e cerco di sviluppare qualcosa che possa essere condiviso ovviamente con consigli di esperti e con chi ti dà un supporto anche da un punto di vista tecnico. Il tuo background di studi è completamente diverso. Sicuramente non ha a che fare con il medico, anzi se vuoi raccontarci da dove esci come preparazione, come formazione, questo aiuta i nostri ascoltatori, appunto i nostri followers, a capire che a volte circostanze che diventano fonte di passione ti portano a seguire delle strade totalmente diverse da quelle che hai pensato di poter intraprendere nel momento in cui hai studiato qualcosa e diventare sostanzialmente dei professionisti sul campo. Adesso chi ha studiato medicina, chi ha studiato appunto scienze alimentari, chi ha studiato dietologia anche in questo caso, chi anche ha studiato per poter diventare personal trainer o ha fatto delle carriere nello sport, avrà di che ridire a questo proposito. Ciò non toglie che tu non ti arroghi nessuna denominazione di dottore in quello. Quello che tu fai è dire: signori dottori, sono a vostra disposizione e voglio servire da esempio in questo caso. Partiamo col dire che io come studio ho studiato all'alberghiero, una parte di scienze dell'alimentazione, tutte quelle materie lì c'erano, le ho studiate. Il problema è che le persone che lavorano in quel settore, io compreso, da quando ho iniziato a fare scuola, quando l'ho finita, ho lavorato per anni nel settore, è una professione che ti porta a alimentarti male, velocemente, spesso in piedi, cioè per quanto poco il cameriere o il barista
sei sempre in piedi, sempre di corsa, ti fermi a mangiare 10 minuti, mangi quello che trovi, non è per niente salutare in un'ottica di lungo termine. E quando me ne sono reso conto, effettivamente è stato quando ho smesso di lavorare in quel settore lì, perché mi vedevo sempre peggio, stavo sempre peggio, sia mentalmente che fisicamente. E da lì poi appunto ho cercato un lavoro che mi permettesse di avere più tempo per me stesso, più tempo a dedicare all'alimentazione e anche all'attività fisica, che erano tutte cose che nel momento in cui andavo a scuola un po' venivano a mancare. Nel momento in cui tu ti sei trovato ad avere questa voglia di condividere un progetto, un'esigenza anche, hai detto perché non renderla sostanzialmente una professione? Tu hai già un lavoro, continui con il tuo lavoro, ma a livello di passione stai mettendo tutto te stesso, letteralmente tutto te stesso, perché sei, ricordiamolo, cavia di queste metodologie, in un qualcosa che sta diventando una tua professione parallela. Non ti arroghi alcun titolo professionistico, ma ti metti a disposizione e condividi comunque pratiche e potremmo definirle appunto best practices per poter far star meglio chi si trova nella tua stessa condizione clinica. Ok? Che timeline hai affrontato finora e ti sei dato per i mesi, anni, lustri a venire per questo? Come hai detto te adesso, non è la mia professione principale quello che sto facendo, però è un progetto che è nato pensando nell'ottica di se io volessi fare qualcosa per me stesso, se io volessi creare un lavoro nuovo per me stesso, in cos'è che sono bravo? Cosa posso fare per gli altri? Cosa posso portare di valore negli altri? Il problema che sto passando, che comunque ho passato, è quello che mi ho detto, questo è quello che voglio fare. Io voglio aiutare gli altri. È una cosa, questo problema è una cosa che ho a cuore in tutti i sensi. Many puns intended, come si dice in British English. Vai, scusa. E quindi ho deciso che sarà questo quello che voglio fare. Non ho nessun titolo medico per poterlo fare, però mi avvalgo di collaboratori, che sono quelli che poi seguono le persone direttamente, che sono professionisti, per cui sì, c'è una laureata in scienze dell'alimentazione, i personal trainer sono tutti certificati, l'insegnante di yoga è una vera insegnante di yoga, non mi invento niente viene promesso a gratis, niente viene dato a gratis. Abbiamo creato un progetto serio, io di mio non ho titolo, però ci metto tutto l'impegno, tutta la faccia in quello che è stata la mia esperienza personale. Per quanto riguarda la timeline che mi sono dato, appunto il progetto è nato da qualche mese, da inizio anno se vogliamo. Il mio primo percorso è già online, è un percorso che include una parte alimentare, in cui ogni mese vanno sostanzialmente a cambiare i menù e a sistemare quelli che sono i nutrienti principali, una parte di respirazione, che anche questa sarà costantemente, cambieranno ogni mese diversi tipi di respirazione, però è una cosa che ci teniamo che venga fatta ogni mese, ogni giorno devono venire fatti questi esercizi per essere efficaci, perché poi c'è anche quello da dire, non basta acquistare il pacchetto per poi star bene, bisogna fare le cose come vengono dette, come diciamo di farle. E una parte di yoga. Queste risorse che voi mettete a disposizione hanno sicuramente un valore enorme. Hanno un valore enorme per chi è nelle stesse condizioni cliniche appunto in cui ti trovi e con cui appunto stai convivendo e stai portando avanti questo progetto. Quanto bene fa anche per chi questa situazione clinica non la sta vivendo? È compatibile? È più che compatibile, perché spesse volte i sintomi anche ansiosi possono essere combattuti con le stesse metodologie. Il problema principale del prolasso mitralico è che accentua di molto queste sensazioni e il nostro cervello collega l'ansia data dal prolasso con un senso di panico, e è un circolo vizioso, cioè viene
detta dal cuore, capita dal cervello, che ne scatena di più e ne scatena di più, sempre di più, fino ad arrivare ad avere attacchi di panico, ad avere cose ben peggiori di una semplice ansia lieve. Parlare di panico, conoscendoti, mi sembra una cosa impossibile, perché sei una delle persone più calme e posate e mellow che conosco. Quindi devo dire che se il percorso che stai affrontando, che stai proponendo anche, ha anche questi risultati, sta funzionando veramente bene, perché non diremmo mai noi che ti incontriamo, appunto, Gabriele Rossi, che è una persona che sarebbe eventualmente, potenzialmente soggetta a ansia, attacchi di panico, tra l'altro autogenerativi in questo senso, e con un boost che non finirebbe mai. E quindi questo, devo dire, dà il buon esempio, dà una buona guida. Una cosa che volevo chiederti è relativa appunto alle guide, agli esempi, alle persone che hanno dato questa svolta, non soltanto in termini proprio di guida fisica, ma anche in termini di accompagnamento al crescere come persona, ok? Perché in un certo senso quello che stiamo vivendo e che stai proponendo è il portarsi avanti, l'andare avanti in termini di capiamoci, riusciamo a stare bene pur avendo questo tipo di ruota bucata, ok? Una o due persone che hanno fatto la differenza nel tuo percorso finora? E come? Le due persone che mi hanno aiutato di più sono appunto stato questo ragazzo che ho conosciuto durante il periodo Covid tramite internet, che tuttora è il mio personal trainer e la persona che mi segue gli allenamenti anche. Possiamo salutarlo? Assolutamente. Ciao Ezechiele. e la sua compagna, che è biologa nutrizionista, che ha fatto la differenza sull'alimentazione. Io fin prima ho sempre mangiato quello che trovavo, ho sempre mangiato abbastanza a caso. Sono sempre stato anche abbastanza goloso di dolci. Da quando ho iniziato a alimentarmi in maniera più consapevole, per cui cerco di evitare i dolci, cerco di evitare l'alcol, o comunque lo limito a piccole situazioni di convivialità, perché non bisogna mai privarsi niente. Anche questa è una cosa importante. Molte volte viene detto alle persone: non devi più fare questo, non devi più fare quello. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Le cose si possono fare, non dobbiamo eliminare tutto assolutamente, però dobbiamo anche capire che se facciamo una cosa ha comunque delle conseguenze. Io so che se mangio zucchero mi fa male, se poi ne mangio un pezzettino non succede niente, però devo essere consapevole di quello che è il consumo dello zucchero, cosa mi porta ad avere. Nel mio caso mangiare tanto zucchero mi aumentava talmente tanto la glicemia, mi aumentava i battiti irregolari, e se mangiavo zuccheri di notte dormivo malissimo e avevo ancora più tachicardia. Una volta andato a eliminare quello, già lì si erano sistemate un po' le cose. Per dire, l'importanza di una singola cosa in un problema così era enorme, però non me ne rendevo conto, cioè non è che non me ne rendessi conto, non lo sapevo, perché nessuno me l'aveva mai detto. E quando ho trovato una persona che mi ha detto le cose come stavano e ho iniziato a seguire quello che mi diceva lei, effettivamente i risultati ci sono stati da subito. Tanti dettagli, tanti elementi che fanno proprio la grande differenza, e pensare appunto a quanto una cosa da poco fa la macro differenza, ti lascia pensare, appunto, ti lascia pensare a quanto nell'investimento che tu fai, nelle energie che tu impieghi e spendi per riuscire appunto a condividere questi tuoi traguardi, e porti tante altre persone a ragionare, a pensarci, a iniziare a seguire lo stesso tipo di pratiche, non necessariamente le stesse, perché ognuno di noi è diverso, la nostra fisicità è completamente differente una persona dall'altra. L'abbiamo citato in altre puntate di contenuto affine, appunto il nostro corpo, ricordiamocelo, è comunque un tempio, e dobbiamo stare attento a tanti elementi che possono essere tanto le tubature, come nel nostro caso, come anche appunto gli intonaci e le strutture, e in alcuni casi anche i calcestruzzi che appunto ci andiamo a ricevere, e quello che fa parte appunto della nostra alimentazione è un elemento assolutamente fondamentale. Un consiglio che daresti a chi non soltanto ha a che fare con questa patologia, so che non è il modo giusto per definirla,
del prolasso della valvola mitralica, sono riuscito anche a dirlo tutto quanto in un colpo solo, ma chi si trova appunto di fronte a sfide fisiche simili alla tua? Il consiglio che mi sento di dare principale è: devi trovare intanto il coraggio di fare il primo passo in qualsiasi cosa, capire bene qual è il tuo problema e capire che non sei da solo, ci sono altre persone nella tua situazione e alcune sicuramente avranno già fatto un passo più avanti del tuo. Da queste trovare ispirazione, informarsi sempre, informarsi non solo per quello che può essere un video o ascoltare solo una campana, informarsi il più possibile e cercare di migliorarci ogni giorno, perché non c'è solo una soluzione per ogni cosa, ci sono più soluzioni, dobbiamo solo capire quella che è più giusta per noi. Hai annunciato un po' gli obiettivi anche del nostro podcast in questo momento. Cerchiamo di dare tante informazioni, far sentire tante campane, vedere appunto varie disponibilità professionali. Noi ringraziamo Gabriele per essere stato con noi oggi, per averci presentato la sua persona prima di tutto, la sua mission e la sua community di fitness dedicata al prolasso della valvola mitralica. Io aggiungo appunto i miei personali ringraziamenti a Alchimie Venete e Kawabanga Production, che sta curando la produzione tecnica di questa, di tutte quante le nostre puntate. Invito appunto a seguire il nostro canale podcast sia su YouTube che su Spotify cliccando sulla campanella e vi invito anche a contattarci. La vostra storia può essere di utilità, interesse, è avvincente, la vostra professione è sviluppata in contesti che avete fatto voi, per cui sentite vostra, siete i benvenuti. Spero di avervi un giorno ospiti, dove è seduto adesso Gabriele. Gabriele, grazie ancora. Grazie mille a te, Leo. In bocca al lupo per tutto quello che stai facendo e grazie anche on behalf a tutte le persone che cresceranno grazie ai tuoi consigli. Grazie mille, grazie per l'opportunità. Bene, ben fatta. Spettacolo. Come ti senti? Bene, sì. Strano. Hai la tachicardia.